Cresce la corruzione e la frode nella pubblica amministrazione, l'allarme della Corte dei Conti di Venezia nel giorno dell'apertura dell'anno giudiziario. 5 giudici di pace veneziani annullano 23 multe inflitte dal Comune di Venezia grazie alle telecamere del Velocar. Si prevede una pioggia di ricorsi. Abiti di Eleonora Duse alla Fondazione Cini in occasione della Festa della Donna, in mostra il fascino degli abiti di Scena Liberty. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Aumentano i casi di corruzione e frodi nella pubblica amministrazione veneta. Lo denuncia la procura della Corte dei Conti di Venezia nel giorno dell'apertura dell'anno giudiziario, celebrata oggi nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Vediamo il servizio. Corruzione, degrado morale ed etico, furbizia e frodi. È lungo l'elenco degli episodi che la Corte dei Conti di Venezia ha vagliato nel 2012 e che ha illustrato oggi durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il numero dei casi analizzati dal Tribunale di Venezia è in aumento e anche l'ammontare del danno patrimoniale inflitto all'erario. Sono 11 milioni che, secondo il procuratore regionale Carmine Scarano, si sarebbero potuti risparmiare. Il presidente della sezione giurisdizionale veneta della Corte dei Conti, Angelo Buscema, ha aperto oggi l'incontro lanciando l'allarme per i danni causati dal degrado morale e ricordando proprio come etica ed economia vadano a braccetto, così come Stato e giustizia. Ad ascoltarlo, tra gli altri, il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, la presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto e il patriarca di Venezia Monsignor Moraglia. Ben 20 sono state le indagini con citazione a giudizio concluse nel 2012 per mala gestione degli affari pubblici. Primeggio la questione del ponte di Calatrava, che vede accusati l'architetto spagnolo e 3 dirigenti del comune per gli errori di progettazione e gestione dell'appalto, che hanno fatto lievitare i costi di quasi 4 milioni di euro. Ma non è l'unico caso eclatante, ci sono anche gli 1,8 milioni di euro ai danni delle casse regionali, persi in fondi europei erogati all'EFAL, Ente Formazione Lavoratori, in realtà mai spesi e ottenuti con false fatturazioni a docenti e fornitori inesistenti, oltre che rendiconti falsificati. Si aggiungono alla lista sindaci, assessori, dirigenti e società assoldate dagli uffici pubblici. Intanto l'ex segretario di Galan, Claudia Minutillo, ha deciso di parlare e ha rilasciato una confessione durata 6 ore al PM veneziano Ancillotto, che si sta occupando dell'inchiesta sui fondi neri della Mantovani. Su quanto ha dichiarato l'amministratrice della società Adria Infrastrutture, gli inquirenti hanno mantenuto il più stretto riserbo, ma non è escluso che abbia rivelato la destinazione dei fondi sottratti al fisco, rivelazioni che potrebbero preoccupare amministratori pubblici e politici se venisse confermato il sospetto espresso dal capo della polizia tributaria, il colonnello Renzo Nisi, che alle fatture false siano collegate le tangenti. Continuano poi le ricerche dello stretto collaboratore del presidente della Mantovani Pier Giorgio Baita, ossia Mirko Voltazza, scomparso da casa da circa un mese. E giorno dopo giorno l'inchiesta sta condizionando sempre più la vita amministrativa della Regione Veneto e del Comune, tanto che stamane Luca Zai, esponendo il bilancio a Palazzo Ferrofini, si è preoccupato di mettersi in sintonia con l'indignazione dell'opinione pubblica e ha annunciato di vedere positivamente l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle 2 società controllate dalla Regione Veneto Strade e Veneto Acque, coinvolte nell'indagine, e il sindaco Giorgio Orsoni ha bloccato l'accordo con Est Capital per la costruzione di un centro congressi al Lido. Prime ripercussioni sugli affari del gruppo Mantovani dopo l'arresto dei vertici. Il Comune di Venezia blocca l'accordo con Est Capital per l'operazione dell'ospedale al mare e del centro congressi del Lido. La società conta tra i suoi azionisti anche il colosso del settore edile e il sindaco Giorgio Orsoni, a sorpresa, ha deciso di ritirare durante la riunione di giunta la delibera che avrebbe dovuto sancire l'accordo per cambiare il volto del Lido di Venezia. Sollievo tra i comitati sorti per contrastare la cementificazione dell'isola, che ora chiedono di aprire al pubblico il Teatro Marinoni e la Chiesetta e la Favorita e chiedono di non abbattere il monoblocco. Secondo il comitato Altro Lido non sarebbe stata persa alcuna occasione, dato che i progetti di Est Capital sono ancora incompiuti, come il The Ben, il Lungomare e Malamocco.
Il sindaco Giorgio Orsoni ha motivato il ritiro della delibera con motivi tecnici e di opportunità politica e contemporaneamente ha inviato alla Procura di Venezia, che coordina le indagini sui fondi neri della Mantovani, la lista delle opere commissionate da Cafarsetti alla società. La decisione insomma ha l'obiettivo di tacitare le voci che si erano levate contro l'operazione dopo l'arresto del presidente Pier Giorgio Baita, ma apre una pagina dolorosa finanziariamente perché ora East Capital chiederà il risarcimento dei danni e la restituzione dei 31 milioni di euro già versati per l'acquisto dell'ospedale al mare. Il comune non ha rispettato il contratto preliminare, hanno replicato i legali della società e ora la parola spetterà alla magistratura. C'è un altro fronte che le fiamme gialle hanno aperto in questi mesi ed è il controllo delle dichiarazioni dei redditi di motoscafisti acquei e la commissione tributaria ha smascherato l'evasione di un operatore bocciando il suo ricorso, un precedente che potrebbe a cascata scoprire altri evasori nel settore. Taxisti acquei nel mirino della Guardia di Finanza. La commissione tributaria ha smascherato un motoscafista che ha dichiarato meno di 20.000 euro di reddito e ha stimato i suoi introiti oltre 5 volte tanto, ossia 110.000 euro. Si tratta del primo ricorso respinto di una serie che è stata presentata nell'ambito di un controllo avviato dalle Fiamme Gialle in questi mesi tra le cooperative di taxi acquei e le ditte individuali per l'anno 2006. Una sentenza che potrebbe fare scuola e a cascata inchiodare alle loro responsabilità altri ricorrenti se i giudici dovessero trovare discrepanze tra i redditi dichiarati e il giro d'affari. Le toghe della commissione tributaria infatti hanno stimato le entrate del motoscafista sulla base del consumo del carburante. La decisione dei giudici della sesta sezione della Commissione tributaria di Venezia si inserisce nella questione emersa nelle ultime settimane con le denunce di tariffe molto più alte di quelle prescritte applicate da gondolieri e motoscafisti ai turisti. Tanto che il Comune ha annunciato controlli serrati per verificare il rispetto del regolamento e l'ente gondola ha affisso negli stazzi le tariffe ufficiali. Intanto i finanzieri della tributaria stanno spulciando le dichiarazioni dei redditi del 2007 e del 2008. Ed ora la cronaca ha scoperto un truffatore online a Chioggia, si nascondeva dietro false identità e ha mietuto vittime in tutta Italia. Ha truffato 100.000 euro con le vendite online. Con falsi identitari cercava intermediari nelle vendite di prodotti tecnologici, incassando il denaro senza fornire la percentuale e poi spariva. La polizia postale di Aosta, di Torino e Venezia sono riusciti a smascherare il truffatore, un disoccupato sedicente avvocato di 37 anni, residente a Chioggia. Nella sua abitazione sono stati sequestrati 94.000 euro in contanti, PC e telefoni. L'uomo agiva tramite 5 falsi siti e con i suoi collaboratori truffati comunicava con svariate SIM card. Proponeva in termini tecnici contratti di dropship con i quali i truffati si impegnavano a vendere prodotti online in cambio di una percentuale, che però non veniva mai corrisposta. Contro di lui sono state emesse decine di denunce da tutta Italia e la polizia postale è riuscita a risalire a lui attraverso alcuni siti web come www.cosmoelettronica.com, settemobile.it, onlinejobs.it, tecnofase.com, tecnofase.it. Per ricevere i pagamenti aveva anche aperto un conto corrente bancario sul quale gli sono stati sequestrati 3.000 euro. Riprendono le domeniche ecologiche a Mestre. Lo stop alle auto, come sempre, sarà imposto, però concedendo oltre 20 proroghe. Al via anche quest'anno le domeniche ecologiche senza auto a Mestre che trasformano il centro in una grande area pedonale. Il primo stop è previsto per domenica 10 marzo dalle 10 alle 18 e sarà dedicato al risparmio energetico. Il secondo si terrà il 14 di aprile. L'area vietata al passaggio delle auto è come sempre compresa tra la tangenziale a ovest, via Martiri della Libertà a nord-est, il nodo di San Giuliano sud-est e a sud della statale 11. Per consentire di raggiungere il cuore di Mestre saranno garantite le vie di accesso ai parcheggi di Santa Maria dei Battuti, via da Verrazzano, via Borgo Pezzana angolo via Terraglio, Laguna Palace, via Camarcello, via Buozzi angolo via San Donà e i parcheggi vicino alla stazione ferroviaria. Sono comunque previste dall'ordinanza del Comune 23 deroghe e le principali riguardano i veicoli a GPL o gas metano, motori elettrici e tutti i mezzi di servizio sanitario e soccorso pubblico che, compilando l'apposito modulo di autocertificazione e presentandolo ai vigili urbani che si troveranno nei principali punti di accesso della città, potranno accedere alla zona chiusa al traffico.
Chi invece preferisce raggiungere il centro con i mezzi pubblici potrà usufruire anche quest'anno, per tutta la domenica, del biglietto Ecobus 24. Molte le iniziative e gli incontri che si svolgeranno durante la giornata senza auto nel centro città e in piazza Barche, come ad esempio incontri su mobilità e sviluppo sostenibile e sul fotovoltaico. Non mancheranno numerosi stand e laboratori pensati per i più piccoli, come la gara di lentezza su 2 ruote Viva la Tartaruga, organizzata da Legambiente, e stand per la promozione del servizio di bike sharing, occasione per scoprire quali parti della città possono essere raggiunte in bici. La seconda giornata ecologica, prevista per domenica 14 aprile, non riguarderà solo Mestre. A Venezia ci sarà il blocco delle barche a motore nei canali lagunari del centro storico, novità di quest'anno. Arrivano gli sconti per i pendolari che usano ogni giorno l'autostrada Venezia-Padova. La società che gestisce il tratto autostradale ha elaborato una controproposta per gli utenti imbufaliti dopo gli aumenti scattati in gennaio. Vediamo. Controproposta di CAV sui pedaggi autostradali della tratta Venezia-Padova. Dopo le proteste dei mesi scorsi dei pendolari, insorti in seguito all'aumento delle tariffe, CAV, Concessioni Autostradali Venete, ha deciso di proporre loro degli sconti. Lo ha chiamato criterio di pendolarità, sarà presentato a breve al Ministero e da giugno dovrebbe entrare in vigore. Agli automobilisti che faranno almeno 20 accessi mensili alla barriera, 10 in entrata e 10 in uscita, la società propone dunque uno sconto. Infatti, dopo la nuova politica tariffaria adottata da CAV, alle barriere di Mirano, Dolo e Spinea, il pedaggio sarà di €1,50, quasi il doppio del costo attuale di 80 centesimi, mentre l'intera tratta Padova Est-Villabona verrà a costare €2,70. Intanto, per l'occasione, tornano ad alzare la voce anche gli abitanti di Verego. Il comitato pensionati e casalinghe del paese è infatti pronto a manifestare nell'arco di tutta la prossima settimana contro i disagi e l'inquinamento causati dal quotidiano tornello autostradale, che da anni si forma nel piccolo comune veneziano. Un uomo di 60 anni è morto ieri sera nell'incendio scoppiato nell'appartamento in cui abitava al terzo piano di un condominio del quartiere San Carlo di Padova. L'allarme è stato dato dai vicini di casa alla vista del fumo che usciva dall'appartamento, ma quando sono arrivati i vigili del fuoco per il proprietario non c'era più nulla da fare. Il cadavere è stato trovato nella camera da letto. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Fra le altre cose parleremo di car sharing, arlecchini stranieri e finti poveri. Vediamo. Allarme dei preti a Portogruaro, aumentano i falsi poveri che chiedono soldi e lo fanno spesso mentendo, come l'uomo che ha impietosito un sacerdote e si è fatto consegnare 100 euro in banconote, raccontando che era parente di una persona deceduta, cosa non vera. Neanche il tempo di annunciare la nuova edizione del Mirano Summer Festival che al sindaco Maria Rosa Pavanello arrivano già lettere di protesta. Sono i residenti della zona che chiedono di fermare il degrado spostando i grandi eventi lontano da via Cavindissala. Dalle nutrie alle strade piene di buche, dall'aeroporto ai tempi di attesa per le visite in ospedale. Sono questi i temi che saranno trattati a Treviso dal tradizionale processo a Veccia, che si terrà giovedì 7 marzo dalle 20:30 presso il Ponte Dante. Inevitabile la condanna finale con la vecchia bruciata. È aperto il casting per un arlecchino straniero. Il prescelto sarà protagonista di My Name is Arlecchin Batoccio, che andrà in scena a luglio al Teatro Eden di Treviso. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 marzo e sono rivolte a maschi e femmine massimo 20enni. Presidente della giuria il regista Beppe Emiliani. Per primavera APS offre il car sharing a prezzo scontato. Con 10 euro si possono fare 3 ore di shopping il sabato pomeriggio in centro a Padova. Benzina e parcheggio inclusi. Una proposta molto conveniente ma ancora poco utilizzata. Per prenotarsi www.carsharingpadova.it. Una ventina di banchi di maglieria, gioielli e piccoli oggetti. Anche quest'anno torna puntuale a Padova la Fiera di Pasqua, appuntamento col commercio ambulante tra via Oberdan e Piazza della Frutta. Si comincia il 23 marzo, i banchi resteranno una settimana fino al sabato che precede la Pasqua.
In concomitanza con l'8 marzo la Fondazione Cini organizza una mostra di abiti e costumi di scena appartenuti a Eleonora Duse. Saranno visibili i famosi vestiti di Mariano Fortuny, ma anche lettere, foto d'epoca e oggetti dell'attrice. Tuniche plissettate, mantelli color acqua di lago e poi guanti, ventagli e cappellini. Il guardaroba di Eleonora Duse è un patrimonio prezioso, custodito nell'isola di San Giorgio a Venezia, presso il Centro Studi per la ricerca documentale sul teatro e il melodramma europeo della Fondazione Cini. Da qualche tempo, per volontà della responsabile Maria Ida Biggi, l'archivio è visibile al pubblico in uno spazio appositamente allestito, la stanza di Eleonora Duse, visitabile su prenotazione. Ma per occasioni particolari come l'8 marzo, attorno a foto, lettere e oggetti personali, sono previsti anche eventi speciali, come ad esempio la conferenza di Doretta D'Avanzo Poli, studiosa di storia del costume, che giovedì 7 marzo alle 16:30 racconterà i vestiti nella vita, i costumi sulla scena di Eleonora Duse. In mostra, in Sala Barbantini, ci sarà una selezione di abiti realizzati dai più famosi sarti del Novecento, da Mariano Fortuny a Jean-Philippe Worth, da Paul Poiret alla sartoria Magugliani di Milano. Le mise della Divina rimarranno esposte fino a domenica 10 marzo e sabato alle 17 Anna Nogara, attrice della Scuola del Piccolo, si esibirà in una lettura di brani dall'Epistolario della Duse. Trasandata durante il giorno, sulla scena Eleonora Duse vestiva in modo accuratissimo e ricercato e per gli spettacoli non badava a spese, arrivando anche a spendere cifre folli, come per la Francesca da Rimini di Gabriele D'Annunzio. Ed ora siamo in collegamento con Tiziano Graziottin, caporedattore del Gazzettino di Venezia. Sentiamo dunque quale sarà l'apertura del vostro giornale, quali saranno le notizie più interessanti. Beh, domani torneremo a parlare di politica, visto che il tema, come sapete bene, a livello nazionale è scottante. Noi ne parliamo riportandoci ovviamente sul livello locale. Abbiamo una intervista, finalmente siamo riusciti ad agganciare Arianna Spessotto, che è la deputata del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, era capolista nel collegio appunto veneziano, è stata ovviamente eletta insieme ad altri deputati grillini, ma insomma lei è un po' la punta di diamante del movimento di Grillo a Roma e, come dicevo, siamo riusciti a parlarle. Lei non parla in questo momento di politica perché c'è il famoso diktat di Grillo, che insomma possono parlare solo le persone autorizzate, però insomma certo, ci descrive questo impatto con la grande città, il fatto che lei e altre colleghe deputate sono in un ostello, che stanno cercando di organizzarsi anche proprio su un piano logistico, che c'è appunto la necessità di fare i conti anche con tutte le regole che ha imposto Beppe Grillo, dai 2.500 euro netti massimo al mese per ogni deputato, insomma tutta una serie di cose credo interessanti che domani racconteremo ai nostri lettori. Bene, allora grazie, salutiamo Tiziano Graziottin, appunto caporedattore del Gazzettino, ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Maltempo in arrivo e in azione probabilmente fino al weekend. Giovedì 7 marzo, cielo molto nuvoloso o coperto con alta possibilità di piogge, in progressivo diradamento, temperature in leggero rialzo, mare da molto mosso a mosso. Venerdì 8 marzo, nuvoloso o coperto con visibilità ridotta nelle ore più fredde, piogge di modesta entità, temperature stabili. Sabato 9 marzo, cielo
Cielo molto nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni, soprattutto dal pomeriggio sera. Valori termici stazionari, compresi fra i 10 e i 14 gradi. Domenica 10 marzo, prevista pioggia anche intensa, minime invariate, massime in lieve calo. La marea di giovedì 7 marzo è normale, la massima alle 7,50 70 cm, la minima alle 14,5 10 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.